Internet e ragazzi sempre più connessi al web, il tema dei rischi che si corrono in rete affrontati a Genova dalla Polizia Postale con l'iniziativa Una vita da social. Continuano i sopralluoghi di Città Metropolitana a Chiavari per valutare in quale sede aprire il linguistico. L'assessore regionale Cavo garantisce l'avvio di almeno 2 aule a settembre. Fame, povertà, mancanza di medicine e tanta paura è la situazione in cui vive ormai da anni il popolo venezuelano, il racconto di una suora rosminiana missionaria da 18 anni nel paese. Fabio Quagliarella, capitano blucerchiato, ha ricevuto per il secondo anno la rete d'argento del Sampdoria Club Gianni De Paoli, un premio condiviso con la squadra e con i tanti tifosi. 1000 persone nell'ultimo anno hanno chiesto l'aiuto alla Fondazione Antiusura, elargiti prestiti per 980.000 euro. I problemi legati alla casa e al gioco d'azzardo, con i volontari si può ritrovare la speranza. Corsa sperimentale del primo bus elettrico della flotta di ATP sulla linea Genova-Recco. Entro il 2025, secondo il sindaco Bucci, tutta la città metropolitana avrà mezzi elettrici. Tunnel Fontana Buona, il progetto c'è, potrebbe già partire ma mancano i fondi. Il punto a Genova con Regione e Città Metropolitana, spunta l'ipotesi alternativa da attuare con ANAS. Riunione al Ministero dell'Ambiente in vista dell'istituzione del Parco Nazionale di Portofino. I sindaci chiedono di partire dai confini attuali. Caso Diamanti, appello di Adicontum con il fallimento della Intermarket Diamond. Chi ha in deposito le pietre in questa società deve fare domanda e rivendicarne la proprietà entro l'8 di marzo. Aperta la strada di cantiere sulla provinciale 227 per Portofino, ripristinato l'accesso per i mezzi di soccorso, si lavora per l'apertura a senso unico alternato per la Domenica delle Palme. Consegnate a Chiavari le borse di studio della Fondazione Italiana Antonio Devoto, 49 i ragazzi premiati per il loro impegno negli studi per un totale di quasi 10.000 euro. Iniziata a Lavagna la demolizione della veranda del bar Ostigoni, dichiarata abusiva dal Consiglio di Stato, dureranno una decina di giorni, la prima denuncia di irregolarità nel 1986. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il TG Guardando la settimana. Ripercorriamo i 7 giorni appena trascorso partendo proprio da lunedì. E lunedì abbiamo parlato nei nostri telegiornali di tutte le problematiche legate all'accesso a internet da parte dei giovani. Sempre più giovani sono connessi alla rete, ma spesso non si conoscono i rischi che si possono correre. Questo tema è stato affrontato a Genova nell'ambito di un incontro organizzato dalla Polizia Postale dal titolo Una vita da social. Rispettare l'altro è il primo comportamento da imparare per un corretto uso di Internet, un compito che stamani la Polizia Postale di Genova ha affidato agli studenti delle scuole in occasione della 6ª edizione di Una vita da social, la campagna educativa sui rischi della rete. Oggi i ragazzi arrivano sempre prima ad accedere a web, app e chat. Ormai uno smartphone viene utilizzato anche da un bambino di 2-3 anni, quindi è fondamentale, importantissimo cominciare sin da subito a guidare questi ragazzi. Il rischio più elevato è l'adescamento attraverso i giochi. Dove c'è una chat, il giocatore può entrare in contatto col minore fino a ottenere dati personali, per esempio il numero del cellulare. Casi come questo accadono anche in Liguria. I bambini adescati su giochi tipo Clash Royale, Clash of Clans, attualmente più utilizzato si chiama Fortnite, e poi ovviamente queste sono le condotte che vedono i minori vittime, però possono essere anche aggressori, laddove vanno ad insultare, laddove vanno a cercare di entrare con password di compagni, quindi scardinare le misure di sicurezza, laddove vanno a fare finta di essere altri, quindi che fa finta di essere un professore, che fa finta di essere un compagno. Ovviamente tutte queste condotte sono in violazione di legge, quindi la sostituzione di persona, l'accesso abusivo al sistema informatico, la minaccia, la molestia, l'insulto, quindi la diffamazione. Un secondo rischio è quello del cyberbullismo, fenomeno sul quale la polizia vigila da tempo. D'altra parte, oggi i giovani vivono costantemente connessi a internet, hanno pochi amici nel mondo reale, molti amici in quello virtuale. A parlarne gli stessi studenti nell'incontro di questa mattina. Internet ci andate spesso? Sì. Quanto spesso? Sempre. 10 giorni almeno. Quante ore al giorno, ad esempio? Non so, tutto il giorno praticamente. Nel tuo caso? 3-4 ore al giorno almeno. Che cosa guardate? Instagram, tutti i social e anche YouTube. Quante ore al giorno? Più o meno 6. Io 2 ore e mezza.
Nella giornata di martedì ci siamo occupati invece dell'ipotesi di realizzare una succursale del liceo linguistico a Chiavari e sono in corso di svolgimento i controlli e sopralluoghi da parte della città metropolitana di Genova per valutare spazi idonei ad ospitare le nuove classi. In questo contesto è arrivata la rassicurazione dell'assessore regionale all'istruzione Ilaria Cavo, che ha assicurato che a settembre partiranno le prime 2 aule. Sono in corso le trattative con i proprietari degli edifici che potrebbero ospitare la succursale del liceo linguistico Davigo a Chiavari. A dirlo questa mattina il consigliere di città metropolitana Roberto Cella, che tuttavia non scioglie ancora le riserve. Intanto ieri a Genova, a margine di un'iniziativa in Piazza De Ferrari, l'assessore regionale all'istruzione Ilaria Cavo ha cercato di spiegare l'intervento sulla questione da parte di Regione Liguria, che bocciando l'ipotesi del linguistico all'Istituto in memoria dei morti per la patria, per la questione degli equilibri didattici sul territorio, ha fatto emergere la necessità di trovare nuovi spazi. La decisione iniziale di città metropolitana di collocare le aule del linguistico agli Artigianelli di Corso Millo, spostando la succursale del Caboto, avrebbe però di fatto innescato uno spostamento a catena di aule e studenti, coinvolgendo l'intera rete scolastica chiavarese. Di qui la mediazione della Regione Liguria, che ha chiamato tutti ad un tavolo alla ricerca della soluzione. Per quanto riguarda il reperimento della sede, ad oggi l'offerta più interessante è quella avanzata dalla diocesi per l'utilizzo delle aule di teologia nel seminario. Grazie all'aiuto della diocesi abbiamo trovato, è stata individuata una soluzione che garantirà alle famiglie, agli studenti che si sono iscritti al liceo linguistico di avere le classi, di partire il prossimo settembre e di riportare una serenità, spero definitiva nel territorio, avendo detto, io l'ho fatto con alcuni presidi, con un preside in particolare, e l'ho scritto, che non verrà alterato l'equilibrio dell'offerta formativa in questo momento a Chiavari, perché la soluzione non andrà a incidere sugli istituti scolastici di Chiavari. Mi fa piacere che alla fine sia stato recepito questo messaggio, perché mi sembra di capire che le polemiche si siano calmate, nessuno dovrà spostare classi, dovrà spostare alunni, dovrà rinunciare a laboratori. La soluzione che abbiamo trovato, ribadisco, con l'aiuto della diocesi, è una soluzione che non andrà a influire su nessun equilibrio e che darà servizio alle famiglie e permetterà di andare al liceo linguistico a Chiavari. I temi internazionali hanno caratterizzato l'apertura dei telegiornali di mercoledì, dove ci siamo occupati della drammatica situazione in Venezuela. Lo abbiamo fatto attraverso il racconto di una suora rosminiana che è ospite in questi giorni a Chiavari. Sempre mercoledì abbiamo dato spazio anche ad una iniziativa sostenuta da diversi anni ormai dal Sampdoria Club Gianni De Paoli di Lavagna, che ha assegnato la rete d'argento. Il riconoscimento va ad un giocatore blucerchiato che si sia particolarmente contraddistinto nell'annata precedente, e per il secondo anno consecutivo a ritirarlo è stato Fabio Quagliarella. Suor Maria Giuditta Barison è missionaria in Venezuela da 18 anni. La rosminiana ha vissuto in prima persona il declino del paese, dagli anni della presidenza di Chavez fino al passaggio di consegna a Maduro e alla crisi di queste settimane. In questi giorni a Chiavari, nella casa della famiglia religiosa, per assistere una consorella malata, Suor Maria Giuditta testimonia la sofferenza dei venezuelani. Non si trovano le cose necessarie, non ci sono i soldi sufficienti per poter pagare e comprare, specialmente quello che riguarda anche le medicine. I bambini muoiono di polmonite, muoiono perché non hanno alimento, già nascono sottolimentati perché la madre non può alimentarsi come deve. Negli ospedali ci sono infezioni, per cui è anche pericoloso entrare negli ospedali. E anche sotto l'aspetto psichico, perché questa tensione di pensare che cosa darà la famiglia, che cosa posso incontrare, lo trovo, non lo trovo, la insicurezza anche della società, perché la malavita si è sviluppata in una maniera impressionante. È difficile capire come uscirne, dice ancora la religiosa. Con Guaidó si è accesa una piccola speranza, ma chi sta al governo difficilmente lascerà il potere, spiega, potendo contare su vari appoggi anche esterni. Ci sono le forze armate rivoluzionarie della FARC e ELN della Colombia, i russi, la Hezbollah, i cinesi, i cubani che sono in tutti i settori del governo, per cui solamente Dio sa qual è davvero la soluzione.
Il governo italiano non riconosce né Guaidó né Maduro e spinge per elezioni libere e trasparenti. La Chiesa sta lavorando per arrivare ad una mediazione, in campo anche i vescovi del Venezuela. Sempre hanno appoggiato il popolo, sempre lo hanno animato e sempre hanno detto al governo quello che dovrebbe fare. Però non è stato ascoltato. Ultimamente, per esempio, tanto per dire come la Chiesa partecipa anche alle manifestazioni, ha dato il permesso ai vescovi che anche i sacerdoti religiosi possono partecipare, se non politicamente, però sì come presenza alle manifestazioni. Fabio Quagliarella. Guarda, Quagliarella, ne parlavamo prima, è il tipico giocatore che uno si aspetta quando vede le figurine, cioè un ragazzo meraviglioso, fa il suo, è sempre stato, dove è andato, è sempre stato rispettato, ha sempre rispettato gli altri e devo dire che ce ne fossero dei giocatori, anzi per me è un giocatore che dovrebbe essere esempio per i ragazzini che cominciano a giocare a pallone. Francesca è sempre amica del nostro Tigullio. Per forza, quindi io stasera sono troppo felice di essere qui ospite del Sampdoria Club Lavagna a Sestri, posti splendidi che abbiamo per premiare una persona splendida come Fabio Quagliarella, che io definisco veramente un campione con la C stramaiuscola, perché campione non solo in campo con la sua tecnica fantastica, ma fuori dal campo. Secondo anno di fila qui per la Rete d'Argento, per cui credo strameritata. In primis li ringrazio per il secondo anno consecutivo, è sempre una bella soddisfazione. Poi li ringrazio perché mi fanno sentire a casa, cioè mi fanno stare bene, io con loro mi sento a mio agio e quindi questa è una cosa che poi ovviamente ti fa lavorare molto con più serenità. Io faccio gol perché i miei compagni mi mettono nelle condizioni di far gol, quindi non c'è nessun Quagliarella dipendente. Quindi qui lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo, quindi se non ci sono io sarà qualcun altro al mio posto che farà gol, quindi il modo di giocare è sempre lo stesso, come in campo si cambia modulo e viceversa, l'obiettivo deve essere quello. Ovviamente siamo lì e dobbiamo provarci, giochiamo tutti in una società importante che ha vissuto grandi momenti, quindi ne sarebbe bello poter regalare una gioia ai tifosi. È sempre più frequente il ricorso alla fondazione antiusura da parte di persone che si trovano in situazioni di grave difficoltà economica a causa del gioco d'azzardo o anche per problemi legati alla casa. Abbiamo fatto un bilancio con la fondazione antiusura di Genova relativamente all'ultimo anno, in cui si è registrato un incremento delle richieste di aiuto sino ad un totale di prestiti elargiti di 980.000 euro. E poi ancora abbiamo parlato di trasporto pubblico. È stato avviato una corsa sperimentale del primo bus elettrico della flotta di ATP sulla linea Genova-Recco. Entro il 2025, secondo il sindaco della città metropolitana di Genova, Marco Bucci, tutta la città metropolitana avrà mezzi elettrici. 1000 persone nell'ultimo anno si sono rivolte alla Fondazione Antiusura. I problemi principali sono quelli legati alla casa, mancato pagamento di affitti o di utenze per fare un esempio, o al gioco d'azzardo. Il compito della Fondazione non è solo quello di dare un aiuto economico, principalmente è ascoltare e fare in modo che questi soggetti inizino un percorso di cura. Solo in seguito si arriva all'erogazione di un contributo. I nostri prestiti sono stati circa il 19% in più rispetto allo scorso anno e complessivamente noi abbiamo aiutato le persone e le famiglie in difficoltà per circa 1.980.000 euro all'incirca. I soldi arrivano principalmente dal Fondo per la prevenzione dell'usura erogato dal Ministero dell'Economia. Nel 2018 sono stati stanziati 19 milioni di euro a favore di circa 250 enti italiani. La cifra deriva dalle sanzioni per il mancato rispetto delle norme antiriciclaggio e valutarie. In pratica si previene l'usura perché i fondi vengono elargiti a persone in difficoltà che nel tempo riescono a restituirli e a rimettersi in carreggiata, evitando guai peggiori. Circa nell'80% dei casi comunque i finanziamenti vengono restituiti, cioè
cioè non ci sono quello che viene chiamato in gergo legale escussioni, quindi questo significa che veramente la scommessa che viene fatta su queste persone, queste famiglie, questi individui viene poi vinta, cioè si rimettono in piedi, rientrano nell'economia legale. Le richieste vengono valutate da una commissione dopo un primo colloquio con i volontari. Io ho un caso che ricordo con piacere di una povera signora rimasta alluvionata che aveva bisogno proprio di 1.000 euro, che detti così possono non sembrare una somma, ma per lei erano una somma enorme, per riuscire ad affittare un nuovo appartamento per lei, i suoi 3 figli e il marito. E noi lì siamo intervenuti, anzi addirittura con un contributo a fondo perduto. Diverse le storie che arrivano legate all'azzardo. Purtroppo ci sono famiglie semplici con un buco da 70.000 euro o coppie che giocando al bingo hanno perso la salute, il lavoro e gli amici. In fondazione però si può ritrovare la speranza. Perché non ne puoi fare a meno di giocare e quindi qualche persona che ha cominciato a uscire da questa dipendenza mi ha detto che gli è sembrato di rinascere. Migliorare il margine operativo attraverso un aumento dei passeggeri trasportati e una razionalizzazione dei costi, migliorare la qualità dei servizi offerti al territorio riducendo l'impatto ambientale e contribuendo allo sviluppo sostenibile, definire e attivare sinergie con AMT e altri vettori e operatori. Sono gli obiettivi strategici che ATP, l'azienda trasporti provinciale, pone per il prossimo futuro, nel tentativo di dare continuità ad un percorso di crescita entrato nel vivo con la fine del concordato preventivo che ne ha permesso il salvataggio. A marzo l'azienda si prepara a lanciare un aumento di capitale. Intanto, ad un anno dalla chiusura del lodo arbitrale promosso da Autoguidovie circa la legittimazione del Consiglio di amministrazione e il successivo ingresso di AMT come socio di riferimento della SPA, ATP ha tracciato un bilancio degli ultimi 12 mesi e nel percorso di rispetto dell'ambiente ha presentato i primi mezzi elettrici, con la prova sulla linea tra Genova e Recco del bus Iveco Elie da 12 metri che presto verrà messo in servizio nel Golfo Paradiso, insieme ad un altro più piccolo da 9,5 metri che invece servirà la linea tra Santa Margherita Ligure e Portofino, non appena verrà riaperta la strada. Dal 2025, ha annunciato il sindaco della città metropolitana Marco Bucci, tutta l'area dell'ex provincia avrà mezzi elettrici senza combustibile. Intanto si inizia con i primi 2. Stiamo cercando di approntare, e ritengo sarà pronto per fine anno, un progetto per elettrificare o per dotare di mezzi elettrici una parte delle nostre linee, quelle ovviamente dove è possibile, che presumibilmente dovrebbero essere quelle costiere, e a quel punto, utilizzando anche i fondi nazionali che sono stati destinati in maniera copiosa appunto all'ibrido e all'elettrico, potremmo dotarci di una parte di flotta appunto con una tecnologia non inquinante. Il tunnel della Fontana Buona, il Parco Nazionale di Portofino sono stati 2 temi affrontati nella giornata di venerdì, in particolare in merito al progetto di un tunnel per la Fontana Buona. Si è parlato di un incontro che ha visto seduti allo stesso tavolo amministratori locali, regionali e della città metropolitana. È spuntata anche un'ipotesi alternativa da attuare con ANAS. Sul Parco Nazionale invece di Portofino, sull'istituzione di un Parco Nazionale di Portofino, si è discusso a Roma in un incontro a cui hanno partecipato anche gli amministratori locali, chiedendo che vengano mantenuti i confini attuali del Parco di Portofino. E poi siamo ritornati anche sul caso Diamanti, con un appello lanciato dalla Diconsum. Con il fallimento di Intermarket Diamond, chi ha in deposito le pietre in questa società dovrà presentare la domanda per rivendicarne la proprietà entro l'8 marzo. Per quanto riguarda il tunnel della Fontana Buona, il progetto definitivo, cioè quello necessario per l'apertura dei cantieri, esiste. È stato presentato da Autostrade per l'Italia al Ministero delle Infrastrutture il 15 maggio del 2015 ed è al terzo posto nell'elenco delle opere già cantierabili dopo la Gronda di Ponente e il raddoppio ferroviario. Servono però per realizzarlo e partire con i lavori 308 milioni di euro che al momento, data la situazione politica che si è venuta a creare a livello nazionale, difficilmente si riusciranno a trovare nell'immediato. E questa ad oggi la situazione in cui si trova il progetto di collegamento della Val Fontana Buona con la A12 attraverso una galleria autostradale percorribile in 6 minuti. Il punto è stato fatto a Genova tra i sindaci del territorio, 35 i comuni che hanno chiesto ancora una volta che l'opera venga realizzata, il presidente della regione e il sindaco della città metropolitana. L'attenzione delle istituzioni è stata confermata, ma occorre adesso spostare i riflettori su Roma. Sicuramente il passo ulteriore è andare a parlare con l'interlocutore principale, che è il ministro delle infrastrutture Toninelli, al quale chiederemo di adoperarsi per ottenere il finanziamento dell'opera,
che poi sia fatto attraverso autostrade in caso di risanamento dei rapporti o direttamente dal governo nel caso di revoca delle concessioni e di gestione diretta di autostrade, oppure ad un soggetto terzo, quale potrebbe essere Regione Liguria, nel caso in cui la concessione delle autostrade venisse data a tale soggetto, sta di fatto che chiederemo che una volta deciso chi gestirà autostrade si assuma l'onere di spendere questi soldi per la realizzazione del collegamento Costa A12. Nel frattempo è spuntata l'ipotesi di un mini tunnel, un altro progetto che però deve partire da zero, che punta però alla riduzione dei costi. Vero, questa è una novità che è uscita oggi. In via principale ovviamente abbiamo chiesto la realizzazione di questo famigerato, perché ormai il termine giusto è questo, tunnel. In via subordinata ci è stato proposto: potremmo cambiare interlocutore, parlare con ANAS, chiedere ad ANAS una rivisitazione integrale della viabilità del Tiguglio, in cui inserire un tunnel più corto fatto verso il fondovalle sulla A12 dal costo di 120-130 milioni. Sicuramente abbiamo condiviso alcuni elementi di criticità che andranno valutati insieme. Il primo è il dato identitario. Il parco di Portofino ad oggi coincide con il promontorio di Portofino. Voler allargare ad aree anche geograficamente distanti comporta una serie di riflessioni che vanno condivise. Il secondo è il dato economico. Nel momento in cui si pensa di trasformare un parco aumentando di 15 volte il suo dimensionamento a livello potenziale come area di interesse, è evidente che il budget di riferimento deve avere un proporzionale aumento per rendere l'operazione sostenibile. Il terzo è un dato amministrativo, perché sicuramente coinvolgere 20 comuni anziché 3 richiede una serie di sensibilità anche nei confronti di territori che non sono necessariamente omogenei, seppure magari simili dal punto di vista paesaggistico e ambientale, non sono omogenei dal punto di vista amministrativo, logistico, strategico, politico. L'entroterra è nettamente contrario. Portofino, Santa Margherita e Camogli sono uniti nel dire che occorre ragionare sull'attuale perimetro. Sarà questa la base sulla quale continuerete la trattativa col Ministero? Mi sembra che una logica pragmatica che condividiamo insieme sia quella di dire è importante raggiungere l'obiettivo del Parco Nazionale che i comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita hanno sempre desiderato e per cui tanto hanno lavorato. Per raggiungere questo obiettivo, forse piuttosto che non estendere in questo momento a dismisura la perimetrazione del parco, è più ragionevole pensare a aprire un dialogo come è stato aperto e stabilire funzioni di coordinamento territoriale e modalità di fare rete, che non necessariamente prevedono un ampliamento della perimetrazione del parco. Quali saranno ora i prossimi passaggi? L'iter al Ministero è iniziato già nel 2018, ci sono state 3 riunioni, ci saranno ulteriori tavoli di lavoro per portare avanti questa prospettiva che sicuramente per snodare quelle che sono le oggettive difficoltà richiede più passaggi, una costanza di confronto e di condivisione dell'obiettivo. Mi sembra che si stia ragionando però con serenità e senza preclusioni e questo forse è il dato fondamentale. Il rischio che questi beni qua finiscano nella massa attiva della curatela fallimentare, ergo non solo dalla padella alle braccia, ma ancora di peggio, nel senso che oltre ad avere un valore molto minore rispetto a quello che pensavano di aver investito, non si trovano neanche più i beni in mano, perché finiscono nelle mani della curatela. Nei giorni scorsi c'era stato un confronto con le banche per arrivare ad un accordo bonario sui risarcimenti in merito ai diamanti acquistati. Ci sono novità da questo punto di vista? Stiamo portando avanti un discorso che non dico sia in discesa, ma posso già affermare che incominciamo a vedere la luce fuori in fondo al tunnel. A partire dal 18 di questo mese qui incominceremo ad affrontare caso per caso, persona per persona, le offerte che ci sono state date e quindi potrebbero avere un ristoro immediato in termini economici, cioè liquidità da parte della banca, al di là di quelli che possono essere i valori legati alle pietre.
Oltre 300 ad oggi i casi che sono affrontati da parte dei vostri uffici, che storie ci sono dietro? Di tutto di più. La situazione sono parecchie persone, specialmente le persone anziane, che hanno investito beni credendo di fare cosa gradita ai propri nipoti, però ci sono anche persone che hanno investito le proprie liquidazioni dentro e quindi si trovano nella situazione in cui non hanno neanche la liquidità. Ho dei casi allucinanti del tipo di persone che vanno in banca, hanno bisogno di liquidità per pagare la dentiera e vanno in banca a chiedere soldi e gli chiedono di mettere queste pietre qui a garanzia, quindi le beffe proprio, devono mettere a garanzia queste pietre, pagano gli interessi per avere il beneficio di acquisire e di acquistare dei beni tipo di prima necessità, quindi è una cosa veramente che fa pena. Siamo così giunti alla giornata di sabato, giornata in cui si è svolto un sopralluogo operativo lungo il cantiere allestito lungo la statale 227 per Portofino da parte degli amministratori regionali. È stata l'occasione per fare il punto della situazione, aperta la strada di cantiere che consentirà l'accesso ai mezzi di soccorso. I lavori stanno procedendo bene e si spera di poter riaprire a senso unico alternato la strada già dalla Domenica delle Palme. E poi nella giornata di sabato si è rinnovata una tradizione avviata in diocesi a Chiavari dal conte Antonio Devoto, quella di consegnare un riconoscimento agli studenti particolarmente meritevoli che abbiano necessità anche dal punto di vista economico di essere sostenuti nello studio. Quest'anno la Fondazione Antonio Devoto ha consegnato 49 borse di studio. Beh, una grande emozione oggi, una bellissima giornata, tanta gente, passare di qua per la prima volta dopo quella maledetta serata della mareggiata che ha distrutto la nostra strada, essere passato in nuovo con la macchina è veramente, seppur una strada di cantiere, comunque veramente una grandissima emozione. Non nasconde la sua emozione il sindaco di Portofino Matteo Viacava. Attraversare per la prima volta a bordo di un'auto il tratto di strada della provinciale crollata dopo la mareggiata del 29 ottobre è sicuramente un passo cruciale nel percorso di ritorno alla normalità avviato già nelle ore successive al disastro. Una strada di cantiere, quella realizzata dai tecnici della città metropolitana di Genova e dalle ditte incaricate dell'appalto, ma che potrà comunque essere utilizzata dai mezzi di servizio e quelli di soccorso per gestire le emergenze. Avere già una strada di cantiere può consentire il passaggio di vigili del fuoco, di mezzi di protezione civile, che adesso, grazie a Dio, siamo riusciti a farli passare da quella strada che collega tramite il CULM Portofino, quella strada a percorso forestale, che è stato molto utile in questi mesi. Adesso, avendo questa possibilità in più per i mezzi emergenziali, insomma, siamo anche più sereni come portofinesi, come abitanti di Portofino, oltre che da sindaco. Al lavoro oggi anche i rocciatori per la messa in sicurezza del versante. Una giornata di sopralluogo, quella che ha visto la presenza del presidente della Regione Liguria, che ha confermato lo stato di avanzamento dei lavori. Obiettivo resta l'apertura al pubblico della strada a senso unico alternato per i giorni di Pasqua, ma non è escluso che questo si possa fare già con qualche giorno di anticipo. Tutto dipenderà dalle condizioni meteo che finora hanno aiutato molto. Anche oggi tanti turisti hanno raggiunto il borgo utilizzando la passerella pedonale realizzata a sbalzo. Transitabile durante gli orari di chiusura del cantiere, resterà in funzione ancora poche settimane. La passerella stessa sarà probabilmente rimossa fra 2 settimane per consentire di intervenire anche proprio in quella parte che oggi è occupata dalla passerella. Questo non impedirà il transito pedonale perché ci stiamo attrezzando per fare in modo che i pedoni possano transitare in sicurezza sulla parte di infrastruttura già ricostruita. Si rinnova l'appuntamento annuale, ormai decennale, con le borse di studio della Fondazione Devoto. Quest'anno quanti sono i ragazzi premiati? Quest'anno sono 49 i ragazzi premiati del nostro comprensorio, ragazzi appunto che frequentano la scuola primaria, le scuole medie, le scuole superiori, e poi abbiamo anche riconosciuto una borsa straordinaria a uno studente universitario che sta seguendo un percorso molto interessante, iscritto sia all'Università di Biologia sia all'Accademia Mercantile, quindi abbiamo voluto premiare i suoi eccellenti risultati e sostenerlo nel suo percorso di studi. Sostenere questi ragazzi fa parte dello statuto della Fondazione ormai da diversi anni. Sì, è proprio la missione con la quale questa fondazione poi è nata, è eredità del
benemerito conte Antonio Devoto, che volle appunto favorire il percorso di istruzione dei ragazzi, in particolare di quelli che magari non avessero i mezzi a disposizione per poter studiare, e quindi anche attraverso questa cerimonia, dando questi 49 premi, vogliamo appunto tener fede a quello che è uno scopo statutario, ma che è uno scopo fondamentale, perché crediamo che l'istruzione sia un qualcosa di fondamentale nel contesto di oggi, quindi che non debbano in alcun modo esserci problemi economici, di natura economica, a frenare lo sviluppo e la formazione dei nostri ragazzi. In un periodo in cui il merito a volte non viene riconosciuto, non viene valorizzato, questo è un segnale in controtendenza. Sì, perché diciamo che appunto i due parametri sui quali ci basiamo sono proprio quelli delle difficoltà economiche, ma anche quello del rendimento scolastico, quindi analizziamo proprio i risultati dei ragazzi e ogni anno ci fa piacere vedere che ci sono risultati molto, molto positivi, e cerchiamo quindi attraverso anche questo premio di offrire un piccolo stimolo ai ragazzi per non fermarsi, ma per continuare sempre ad avere risultati eccellenti nel corso del loro cammino scolastico, e di ottenere appunto attraverso questi risultati di completare un po' quella che è la loro formazione. L'approfondimento di questa settimana riguarda Lavagna, dove è iniziata la demolizione della veranda del bar Ostigoni, dichiarata abusiva dal Consiglio di Stato. L'avvertenza, la prima pronuncia di irregolarità, risale al 1986. I lavori stanno per concludersi, siamo andati a vedere. C'è chi fa una foto per immortalare il fatto, chi passa incuriosito e chiede ai numerosi rappresentanti delle forze dell'ordine che cosa stia succedendo. C'è chi si ritrova in piazza per ricordare il marito che non c'è più e che oltre 30 anni fa si è battuto per vedere realizzato oggi questo momento. L'apertura del cantiere per la demolizione della veranda abusiva del bar Ostigoni a Lavagna è un passo fortemente simbolico nella vita pubblica della cittadina del Tigullio, la cui amministrazione ancora oggi è commissariata per mafia. È un grande giorno per noi. Mi dispiace che non ci sia lui a vederlo. A vincere l'appalto per i lavori di demolizione del manufatto, intervento che viene seguito direttamente dall'ufficio tecnico del comune di Lavagna, la NME, ditta dell'Alessandrino, indicata dalla prefettura perché è iscritta all'albo dei soggetti che possono operare per l'abbattimento di strutture dichiarate abusive. Il costo si dovrebbe aggirare intorno ai 20.000 euro, anche se molto dipenderà dal lavoro necessario per il ripristino della superficie della piazza, della quale non si conosce ad oggi lo stato. I primi elementi ad essere smontati saranno i vetri, poi sarà la volta della struttura in acciaio, operazione che domani renderà necessario spostare di qualche metro la bancarella di frutta e verdura adiacente. Nei giorni scorsi la proprietà ha provveduto a portare via e smaltire gli arredi presenti ancora all'interno. Qui il tempo sembrava essersi fermato a quel giorno di 3 anni fa in cui la struttura era stata oggetto di sequestro da parte della magistratura nell'ambito dell'inchiesta Conti di Lavagna. I frighi ancora accesi, torte e panini presenti nelle vetrine, i tavolini approntati. Ma la giornata di oggi è un salto indietro nel tempo per chi, sedendo tra i banchi del Consiglio Comunale nel 1986, aveva per primo denunciato l'abuso. Avete aspettato tanto, ma alla fine qualcosa si è mosso, si sta muovendo. Sì, qualcosa si è mosso, anche se tanti abusi rimangono ancora come sono. Questo è uno importante che si sia arrivati alla definizione, ma è uno dei tanti. 3 anni complicati, ma a Lavagna è stata ripristinata la legalità. È in sostanza il bilancio tracciato questa mattina dal commissario Gianfranco Parente a nome di tutta l'equipe prefettizia. C'è soddisfazione per un lavoro che dal 2016 ad oggi ha portato risultati concreti verso la regolarizzazione di situazioni critiche e controverse. Si è dato prevalenza soprattutto alla lotta contro l'abusivismo edilizio, a una risistemazione di quelle che erano le concessioni demaniali, ad una verifica della regolarità delle stesse, e si è cercato soprattutto di intervenire in tutti quanti quei settori in cui si potevano annidare criticità per il legale esercizio di quelle che erano le funzioni comunali. La commissione prefettizia, spiega ancora Parente, ha attuato una verifica approfondita di tutta la macchina comunale. Sono state prese, prosegue, quelle accortezze necessarie che hanno permesso di smantellare, per esempio, abusi edilizi che erano in piedi da anni, con il pensiero a chi riprenderà in mano il comune con le prossime elezioni. Abbiamo adottato tutti quei rimedi che poi consentiranno anche alla nuova amministrazione che si insedierà di lavorare con maggiore serenità e che soprattutto gli consentiranno di operare nella legalità. Tuttavia, dice il commissario, sarà necessario continuare ad esercitare
esercitare una funzione di controllo, l'attenzione non dovrà mai venire meno. È fondamentale che ogni cittadino si senta in prima persona responsabilizzato a controllare chi lo governa e a segnalare qualsiasi attività che non rientri, diciamo, nei crismi della legalità. Questo è fondamentale. Infine i lavori, i più urgenti sono quelli per ripristinare la costa colpita dalla mareggiata di fine ottobre. Dalla Regione è arrivato un contributo importante, i commissari intendono aprire i cantieri nel più breve tempo possibile. Proprio per evitare che ulteriori mareggiate possano ulteriormente portare, insomma, disastri sulle spiagge, soprattutto anche in vista della prossima stagione estiva. E con questo si conclude anche l'edizione di questa settimana del nostro TG Guardando la Settimana. Appuntamento come sempre alla settimana prossima. Grazie e arrivederci.